C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le... Buonasera. Alle 21:07 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale della città di Mogliano Veneto. Consigliera Manes. Grazie Presidente, buonasera a tutti i cittadini. Allora, il Movimento 5 Stelle è contrario a questa deforma così come è stata ribattezzata, deforma costituzionale, voluta da un Parlamento illegittimo. Illegittimo perché è stato eletto con una legge elettorale che è stata giudicata incostituzionale e da un Presidente del Consiglio che riteniamo abusivo. Voteremo al referendum no, per impedire questa deriva antidemocratica e autocratica. I nostri parlamentari del Movimento 5 Stelle, stanno girando da mesi in lungo e largo per il nostro Paese per portare le ragioni del no in mezzo alla gente. Il nostro dibattista ha percorso tutta la costa italiana fermandosi nelle piazze per spiegare le ragioni del no. Tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno partecipato e stanno partecipando a questa campagna informativa con numerosi banchetti sul territorio nazionale. Abbiamo raccolto anche noi, come altre forze politiche, le firme contro la riforma costituzionale, prima contro la legge elettorale Italicum. Per allacciarmi a quello che diceva il consigliere Campigotto, la mozione che presenta, chiedo scusa il consigliere Gerini, la mozione che ha portato questa sera all'attenzione del Consiglio Comunale il consigliere Nilandi è una mozione che è stata presentata già da mesi in numerosi consigli comunali da numerose forze politiche, sia di destra che di sinistra, compreso il Movimento 5 Stelle. È una mozione preconfezionata, così come presentata qui, con qualche piccola differenza, è stata presentata in altri consigli comunali, che io reputo siano il luogo adatto per aprire un dibattito e per informare la popolazione. Per questo cercherò anche di essere sintetica e chiara nell'esposizione di quelle che sono le ragioni che noi portiamo per il no a questa riforma. Dunque, noi vogliamo votare e dire di no a questa riforma costituzionale per salvare i principi fondamentali della Carta voluta dai padri costituenti, anche se questa riforma non tocca la prima parte della Costituzione, è lo stesso articolo 1, quello che stabilisce che la sovranità popolare appartiene al popolo, a essere svuotato di significato. Infatti con le nuove norme si toglie il diritto di voto agli elettori e sono le segreterie di partito a nominare chi va nelle stanze del potere. Il nuovo Senato infatti sarà formato da nominati dai partiti, cioè da 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, più 5 nominati dal Presidente della Repubblica, e noi cittadini non eleggeremo più un bel niente. Vogliamo mantenere il principio costituzionale dell'eguaglianza e della libertà del voto. Con l'Italicum, la nuova legge elettorale che è stata approvata in Parlamento, in particolare con le liste bloccate che sono previste, con il premio di maggioranza, i partiti si sono assicurati la possibilità di nominare direttamente 2/3 dei parlamentari, impedendo di fatto agli elettori di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento e aggirando così l'articolo 48 della Costituzione. Inoltre abbiamo detto che i nuovi senatori non verranno più eletti dai cittadini. Il premio di maggioranza sbilancia il peso di un singolo voto e garantisce a un partito che non ha la maggioranza relativa
la conquista della maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. Insomma, bisogna evitare che circa i 2/3 dei parlamentari siano nominati come sarà dai capi partito e che il Parlamento sia alle dipendenze del capo partito del partito che con un solo voto in più vince su tutto. Dal bicameralismo perfetto, come diceva prima il consigliere Nilandi, si passerà ad un bicameralismo confuso. La riforma è confusionaria e pasticciata, proprio perché complica il procedimento legislativo. Il riferimento è all'articolo 70, per esempio. Ora è composto da 9 parole, che lievitano ad oltre 400 parole nella proposta Renzi-Boschi. Si passerà poi, e questo non è evidenziato, da 1 a 10 procedimenti legislativi differenti. Resteranno 20 le materie in regime di bicameralismo paritario, quindi il bicameralismo continua ad esistere. E poi la cosa molto importante, i costi della politica non si riducono, è una balla quella che vi raccontano in televisione. I risparmi della riforma, che secondo il governo ammontano dai 500 milioni, si è sentito dire fino ad 1 miliardo all'anno, è una cifra smentita da alcuni dati e da una nota della Ragioneria Generale dello Stato. Si parla, come si diceva prima, di 57,7 milioni all'anno, quando con una semplice legge ordinaria si potrebbero tagliare la metà degli stipendi di deputati e senatori, come abbiamo proposto con una nostra proposta di legge qualche giorno fa in Parlamento, che è stata rinviata in Commissione perché Renzi, il PD, non vogliono tagliarsi lo stipendio. Il loro obiettivo non è quello di ridurre i costi, come vogliono far credere, perché dimezzando i costi degli stipendi dei parlamentari si risparmierebbero circa 87 milioni di euro all'anno contro i 57,7 che si propone di tagliare Renzi con questa deforma costituzionale. Con la riforma diminuiscono gli spazi di democrazia per i cittadini. A essere messa in discussione la norma che prevede che le leggi di iniziativa popolare, adesso cari ragazzi, se vogliamo raccogliere delle firme per un'iniziativa popolare, passiamo da 50 a 150.000 firme. E anche per i referendum abrogativi, sebbene sarà ridotto il quorum del 50%, le firme da 500.000 passano ad 800.000. La Costituzione non può inoltre essere riscritta a maggioranza, soprattutto da un Parlamento eletto, ribadisco, in maniera illegittima. La riforma della Costituzione, legge fondamentale della nostra Repubblica, alla stesura del cui testo nell'immediato dopoguerra hanno contribuito concordemente tutte le forze politiche che avevano liberato l'Italia dal nazifascismo, avrebbe dovuto avere il massimo consenso da parte dell'arco parlamentare. Invece questa riforma, scritta con i piedi, e lo possiamo dire, non solo è stata approvata senza tener conto delle proposte di modifica presentate dalle opposizioni, usando degli espedienti rituali e antidemocratici, come quello noto, no? Chiamato canguro, che ha eliminato tutti gli emendamenti non in linea con i sostenitori del sì, ma è stata portata avanti da una maggioranza che è composta da partiti che non si sono neanche mai presentati alle elezioni, CD di Alfano o Ala di Verdini, e che vedono tra le sue file dei politici coinvolti in gravissime inchieste giudiziarie, come Verdini, Azzolini, Formigoni e via dicendo. Con due L, Azzollini, preciso. E inoltre la bocciatura del Porcellum da parte, la precedente legge elettorale da parte della Corte Costituzionale getta un'ombra di legittimità sull'elezione dei parlamentari di questa legislatura,
che dunque non sarebbero nelle condizioni di poter riscrivere il testo fondamentale della nostra Repubblica. La prego di concludere, consigliera Sto per Manes, concludere. 10 minuti. Grazie Presidente. E poi la riforma è accentatrice e autoritaria perché rafforza non solo le prerogative dello Stato rispetto agli enti territoriali, ma anche quelle del governo rispetto alle opposizioni parlamentari. Combinato disposto con Italicum, fine del bicameralismo e di queste corsie preferenziali per i disegni di legge di iniziativa governativa, rendono più labili gli strumenti dell'opposizione e dunque facilitano la deriva antidemocratica. Questo significa che nessuno, e vado a concludere, si potrà opporre all'introduzione di leggi che producano compressione ulteriore dei diritti fondamentali o ad interventi di macelleria sociale. Diritti come quello all'istruzione, alla salute, alla pensione, all'ambiente, che gli ultimi governi hanno già gravemente compromesso, potranno essere più facilmente compressi ed ulteriormente calpestati anche i diritti dei lavoratori. Concluda, per favore. Concludo. Quindi faccio un appello a tutti i cittadini, non solo qui presenti, ma anche quelli che ci seguono in streaming, a tutti gli indecisi, visto che per questo referendum costituzionale non servirà un quorum, di andare a votare, di far valere il proprio diritto di voto, perché se ci levano anche questo, non conteremo più niente. Ad esprimere un netto dissenso, un voto preciso e contrario a questa riforma costituzionale. Votiamo no. Grazie. Ci sono altri. Consigliera Manes, prego. Grazie Presidente. Sì, per rispondere un po' agli interventi che ho ascoltato in seguito al mio precedente. Si parla di approfittare di questo consesso per portare avanti le proprie ragioni o le ragioni della propria posizione, di fare propaganda. Poi si chiede l'intervento anche di esperti per poter delineare meglio le posizioni. Allora mi è venuta un'idea, invitiamo Deborah Serracchiani. Deborah Serracchiani è stata sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni perché ha violato spudoratamente la par condicio sul referendum, che è la legge 28 del 2000, scattata lo scorso 28 settembre, utilizzando per lo più le risorse dei cittadini. Che cosa ha fatto? Potrebbe essere un'idea. Cosa ha fatto la Serracchiani? Il 7 ottobre a Udine ha organizzato in pompa magna un convegno intitolato Riforma costituzionale e autonomie speciali, totalmente privo di contraddittorio. Qui tanto per fare le differenze. Chi era in sala non ha potuto neanche alzare la mano per fare una domanda o per insinuare qualche dubbio. Però a questo evento, che è stato largamente pubblicizzato dai media con soldi pubblici, hanno preso parte importanti cariche istituzionali come il Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie Enrico Costa, il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'assessore della Regione, il Presidente del Consiglio regionale e alcuni sindaci, tutti testimonial del sì che non hanno certo nascosto al pubblico presente il loro orientamento al voto. Grazie.